Da ieri un altro sport emergente, la pallavolo, ha un angolino tutto suo nel tempio incontrastato del basket. Il mitico Palaverde ha infatti per la prima volta aperto i battenti ad un match di campionato. Pioniere e protagonista dell'avvenimento la Sisley Treviso, neopromossa in A2, ma secondo i più, noi compresi, già proiettata verso l'Olimpo della 1. I pallavolisti targati Benetton hanno pensato bene di bagnare l'esordio con una vittoria stile legnata, 3-0 in circa un'ora, sul Luxottica Belluno, e così all'appuntamento con la 1 manca una tappa in meno. I soliti giornalisti, penserà qualcuno, basta una vittoria e diventano tifosi, basta una sconfitta e si scoprono velenosi. Statene certi, nel caso di questa Sisley non è così. Tutto pare programmato e studiato nei minimi particolari, in campo e in società. Di quest'ultima nessuno dubitava. In campo la risposta è venuta da Chimochul e soci. Gli Oro Granata, con questo nome li invoca già un bel manipolo di super tifosi, hanno letteralmente macinato un Belluno che certo non è nemmeno lontano parente dello squadrone di un paio d'anni fa, ma altrettanto certamente non sarà in questo campionato l'ultima della classe. Alla fine lo score parlava chiaro, 15-3, 15-5, 15-7, numeri che nella pallavolo, se non vogliono dire massacro, poco ci manca. La prima pietra è dunque posata, ora con umiltà e perseveranza occorre arrivare al tetto la prossima primavera. La pallavolo trevigiana prende una bella boccata d'ossigeno dopo gli stenti dell'ex pallavolo Treviso, ora emigrata in Friuli. Questa Sisley darà delle soddisfazioni e ieri l'avevano già capito in oltre 2000. Nell'immenso Palaverde si sono un po' sperduti, ma in qualsiasi altro palazzetto di A2 avrebbero fatto gridare al clamoroso.